importante. La domanda è la cultura, cosa può fare per fare proprio un'azione di propulsione di questo tipo? Grazie, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Intanto volevo ringraziare Carmelo Farci perché ha usato un termine dall'inizio, insieme, che è una parola che a me piace molto, è un modo per condividere i problemi e perciò le soluzioni. È molto complicato condividere, è molto pesante, è molto faticoso, ma è l'unico modo che io almeno conosco nella mia realtà per portare avanti anche quei percorsi innovativi che sono necessari. Io cosa posso dirvi come Università degli Studi di Cagliari? Intanto vi dico una cosa. Allora, dove c'è l'università c'è ricchezza economica, sto parlando di soldi e sto parlando di posti di lavoro. È un dato incontrovertibile. Ci sono dati sempre maggiori che vi dicono, visto che tutti parlano di questo termine che a me non piace, si chiama PIL, che in realtà non va a guardare il benessere e la qualità della vita, va a guardare altre cose, ma se anche dobbiamo rimanere sul PIL, ci sono dati internazionali che continuano a dire sempre la stessa cosa, dove c'è alta formazione. È un grafico bellissimo, l'ultimo che ho visto è di un ricercatore italiano, ha a che fare con un paese come gli Stati Uniti, perché lo studio è stato fatto lì, ma voi vedete il grafico del PIL nelle varie aree di questo grande paese, i picchi del PIL, poi sovrapponete i picchi dell'alta formazione, dottorati di ricerca, master, combaciano, non è l'ultimo dei dati che c'è. E su questo io perché inizio da questo? Inizio da questo perché c'è una disinformazione a tutti i livelli che fa passare il messaggio se non studi o studi è uguale. E questo ha a che fare molto con la città metropolitana. Allora, io qua ho i dati dell'Ateneo Cagliaritano. Allora, per quanto riguarda la percentuale di occupati, noi abbiamo una percentuale di occupati, certo nel tempo, badate bene che stiamo parlando di una percentuale di occupati su una regione che ha un alto livello di disoccupazione, perché poi non è che l'occupare è così se c'hai intorno un terreno e un territorio che non offre delle occasioni, ok? E quello che posso dirvi è un dato molto bello, perché Atenei del Sud, isole e nazionale, noi abbiamo una media nel breve e nel medio periodo che è più alta di quello del Sud, è più alta di quello delle isole e si avvicina al dato nazionale. Io questo problema lo sento moltissimo, perché al di là del fatto che sono rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, però quello che voglio dirvi, un altro dato molto importante del nostro Ateneo, noi siamo tra gli Atenei che ha la maggiore percentuale di laureati con entrambi i genitori non laureati, perciò una funzione di ascensore sociale importantissima. Io sono un esempio di quella situazione, mio padre aveva la quinta elementare, mia madre aveva la sesta elementare. Allora è chiaro che se parliamo di progresso, parliamo di crescita, parliamo di lavoro, non possiamo prescindere dalla cultura e non possiamo prescindere da quello che la cultura può fare e l'università può fare, sia nell'immediato, e perciò una ricaduta città universitaria, perciò il percorso legato agli alloggi, il percorso legato ai trasporti, cioè noi abbiamo dei ragazzi e delle ragazze che decidono di andare a iscriversi in università continentali, ma non perché sono convinti che lì studiano meglio, ma perché spendono molto meno, ma perché lì hanno le borse di studio, hanno la borsa di studio che è più alta di quella che avrebbero qui e hanno anche l'aiuto per l'alloggio. C'è una caccia
allo studente sardo da parte di molti atenei continentali, ma badate, non perché danno una qualità migliore, ma perché offrono questo tipo. E cosa volete dire voi a una famiglia, a un ragazzo che dice sì, ma io lì, gli volete dire di no? Certo che a quel punto dici va bene, dopodiché le mail però le ricevo io, voglio tornare perché l'offerta qualitativa vostra è comunque pari e io sto meglio vicino a casa mia. Allora, voi direte, ma non ce lo possiamo permettere, non esagerate, non essere così, cioè, è come se fosse un lusso, è come se fosse qualcosa per cui noi non abbiamo questo diritto perché viviamo in Sardegna. Non ci sto, non è accettabile. In questo senso la città metropolitana, con l'insieme delle iniziative che dovranno avere un'armonia nella crescita e degli obiettivi chiari, per raggiungere che cosa, in quale tempo e quali sono gli indicatori che ci metteremo tutti insieme per vedere se le decisioni che prendiamo al sindaco, al consiglio della città metropolitana poi daranno delle ricadute vere. Possiamo farlo, non abbiamo nessun problema. Finisco rapidamente dicendovi che stiamo rivedendo anche l'offerta formativa del nostro Ateneo e la renderemo molto più moderna, molto più dinamica, molto più attuale. Nel mio Ateneo posso dirvi che c'è una voglia di cambiare, di essere protagonisti di una crescita che si intravede già. Abbiamo bisogno di crederci insieme, come stava dicendo prima il signor Facci.